Cambiamo argomento. Apre lo IOV a Castelfranco, inaugurati i primi ambulatori per i tumori ereditari. Eccola la sede distaccata dell'Istituto Oncologico Veneto all'ospedale di Castelfranco. Lunghi mesi di polemiche per il contestato taglio di posti letto al San Giacomo. Come al solito poi i dibattiti finiscono quando si vede l'operatività. Oggi è finito il dibattito, poi posso dire, fa più rumore una pianta che cade e una foresta che cresce. Questa è la foresta che cresce, che curerà migliaia di veneti e non solo rispetto ad alcune patologie oncologiche che sono particolari. Di posti letto in più per i malati oncologici rispetto alla disponibilità di Padova ce ne sono qui 138 più 25 riservati a pazienti provenienti da fuori regione. In continua crescita sono ad oggi il 17% dei pazienti trattati. Anche da qui l'esigenza di ricavare nuovi spazi al secondo, 10°, 11° e 12° piano dell'ospedale castellano. Da lunedì inizieremo con attività di natura ambulatoriale, che questa è un'attività però di nicchia altamente specialistica. Si tratta di ambulatori afferenti ai tumori ereditari come l'oncogenetica. Abbiamo poi l'oncologia preventiva, per giungere poi l'altro ambulatorio che riguarda i controlli a lungo termine, quindi persone guarite. Da febbraio l'attivazione della prima unità operativa di degenza, chirurgia dell'esofago e delle vie digestive, con 20 letti. Con la sede distaccata si amplia l'offerta assistenziale di Padova, si amplia con l'attivazione di nuove unità operative ad oggi non presenti. Alcune sono unità operative proprio non presenti in Veneto, sono unità operative altamente specialistiche. Pensiamo all'oncoginecologia, che sarà la seconda unità operativa che attiveremo.